Tra l'autunno e l'inverno scorsi, la sede Will di Via Bembo ha subito diverse spaccate. Furono le avvisaglie di un fenomeno che a Mestre era destinato ad estendersi fino a provocare un forte allarme ed un intenso senso di insicurezza nei cittadini. Il segretario generale del Veneto, Roberto Toigo, era stato tra i primi a denunciarlo. Oggi varca la soglia di un'altra sede che il sindacato ha deciso di aprire proprio in un'altra strada difficile, Via Cappuccina, per dare un segnale alla città. E noi crediamo che una città come questa non possa essere in mano alla criminalità e crediamo fortemente che questa amministrazione riesca a fare il passo di cambiamento. Qualche segnale è già stato dopo le manifestazioni fatte e noi come Will abbiamo voluto investire in questo territorio e non andarcene. Non andarsene, ma raddoppiare gli spazi, aprendoli anche alle associazioni, fa parte di quella strategia di contrasto al degrado e alla criminalità che non può vivere unicamente di repressione, ma deve rilanciare le strade e le piazze attraverso quel senso di comunità che già forma un primo argine a determinati fenomeni. Abbiamo avuto più spaccate, abbiamo avuto molti danni, ci siamo forniti di tutte le attrezzature possibili per evitare che ciò succeda e direi anche che sia l'amministrazione ma nello stesso tempo la polizia e i carabinieri ci sono sempre stati vicini per evitare che ciò accada.